Ciao a tutti carissimi amici del Go e benvenuti a questa nuova pillola. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di secchi. Allora, come ebbi modo di spiegarvi un po' a grandi linee nei primi video, quelli base che ormai ho fatto qualche anno fa, avevo accennato appunto al discorso del secchi. Che cos'è il secchi? Il secchi è una situazione un po', diciamo, anomala di mutua sopravvivenza, quindi di una relativa parità. Allora, per capire bene che cos'è il Secchi, magari vi invito a guardare i corsi base per capire proprio nello specifico di cosa stiamo parlando. Oggi però avevo intenzione di introdurvi questo argomento prendendo come spunto una partita giocata di recente, da qualche anno fa, da due professionisti, So Yokoku che aveva nero e niente po' di meno che Cho Chi Kung che teneva il bianco. La partita era delle eliminatorie del 65esimo torneo dell'NHK, che è il torneo che organizza la rete di Stato, la RAI giapponese, diciamo così, e che è molto seguito, soprattutto perché viene trasmesso in televisione in Giappone. Beati loro che possono vedere le partite di Go in televisione. Cosa succede quindi? Che a un certo punto della partita, poi lo vedremo meglio nel Goban, a un certo punto della partita si sviluppa un combattimento e da questo combattimento sembra che nessuno dei due riesca a catturare l'altro. In realtà si capisce a un certo punto che Nero scorge l'opportunità di catturare Bianco, però Bianco capisce anche che non solo non avrà la possibilità di catturare a sua volta Nero, Bianco capisce anche che se fa delle mosse sbagliate potrebbe addirittura venire catturato a propria volta. Di conseguenza trova rifugio in un secchi. Ok? Il secchi appunto è una situazione, come dicevo prima, un po' anomala, che però può venire utile in tutti quei casi in cui se noi siamo sotto attacco e rischiamo di perdere anche gruppi molto numerosi, per come sono studiate le regole alla giapponese, se riusciamo ad ottenere un secchi, tutte le pietre che sono coinvolte nel secchi a fine partita non verranno calcolate né morte per uno né morte per l'altro e le eventuali libertà non verranno attribuite né all'uno né all'altro, per cui è una situazione dal punto di vista del punteggio di effettiva parità, perché in virtù della composizione del secchi si crea una situazione per cui se uno toglie l'ultima libertà all'altro, in realtà la toglie anche a sé e può venire catturato e viceversa, per cui nessuno dei due si azzarda a fare la mossa per il semplice fatto che chi muove per primo l'altro poi cattura. La partita funziona che in questo secchi che viene ricercato ed ottenuto da Chochikun, che non fa nessunissimo errore, poi prosegue e alla fine però Chochikun perderà perché Nero aveva sotto sotto un po' di vantaggio. Vi lascio qui sotto in descrizione anche il link alla partita, sempre qui su YouTube, dove potrete vederla tutta e dove ci sono anche i due commentatori che riescono a farvi vedere anche tutte le eventuali varianti, soprattutto in questo punto della partita che è intorno alla mossa 77, e vi dà anche la possibilità di capire quanto, se uno sbaglia, cosa può succedere. La partita naturalmente è commentata in giapponese, mi sembra che ci siano i sottotitoli, adesso non lo ricordo, però insomma, al prescindere da quello che dicono i due commentatori, è abbastanza semplice, diciamo, capire dove vogliono andare a parare. Quello che spiegheranno appunto loro è che se uno dei due fa un errore si mangia quella libertà in più che gli permette poi di sopravvivere o di soccombere. Vi rinnovo l'invito a scrivermi a questo indirizzo email se volete mandarmi i vostri SGF, oppure seguirmi su Instagram a questo indirizzo, oppure anche su Telegram. Se volete contattarmi su Telegram mi trovate sotto questo indirizzo qui, dove abbiamo creato anche una sorta di piccola chat, di piccola community dove ci si scambia con qualcuno di voi qualche informazione e la si può usare anche per mettersi d'accordo per organizzare, chi lo sa, magari anche eventuali futuri incontri, futuri rendezvous. Non vi rubo più tempo, allora andiamo subito con il video. Allora, la situazione è quella che potete vedere qui. Siamo solamente alla mossa 77, per cui possiamo dire che siamo a circa un terzo della partita. Ma come potete notare,
si è sviluppato moltissimo il combattimento in questo lato del Goban, mentre in questo possiamo idealmente tracciare la mezzeria. In questo lato qui appunto è ancora tutto da fare. Possiamo notare però che per quanto riguarda il vantaggio degli angoli e un pochino anche dell'inizio del lato, qui è ancora per nero. Per cui sommariamente così possiamo dire che se in tutto questo lato del Goban la situazione dovesse essere tutto sommato pari, ok? Quando poi il gioco si spostasse in questo lato di Goban, qui teoricamente nero avrebbe già un vantaggio, seppur di pochi punti, rispetto a bianco, perché appunto sta già controllando un angolo e anche l'altro lì in alto, nonostante ci sia comunque un approccio di bianco qui. Però qui nero ha due pietre. Certo, qui bianco sta facendo dell'influenza, quella pietra lì può risultare un po' in pericolo, però è ancora tutto da fare. Cosa succede a questo punto? Che Soyokuku ha praticamente questa base solida e comincia a circondare queste pietre di Chochikong. Chochikong che per l'appunto a questo punto della partita, quindi dalla mossa 78, comincia a fare un Nikken Tobi da questa pietra qui. In questo modo qui minaccia questa pietra che è da sola e in scala, come potete notare, che era in scala a vincere scusate, fino a questo punto, perché sarebbe andata a intercettare una delle due pietre. In questo modo qui Chochikong riesce a diciamo vietare tra virgolette che questa pietra possa partire in scala e vincere, ma comincia anche idealmente a crearsi un punto di aggancio per potersene eventualmente uscire con queste pietre. Quindi Soyokoku annusa un po' questa cosa e procede naturalmente con un dogma abbastanza classico, ovvero cercare di mantenere divisi i gruppi di bianco. Bianco a questo punto decide di smascherarsi e dimostrare a nero che vuole entrare dentro in questo territorio qui per riuscire a perlomeno connettersi o comunque creare dell'influenza per poter eventualmente catturare delle pietre di nero e ridurre il territorio che potenzialmente nero potrebbe fare qui dentro. Abbiamo molti Atari e molte minacce che poi verranno anche sfruttati in questa fase del combattimento. Al che nero divide perché vuole mantenere bianco da questo lato qui, bianco continua con questo Kozumi. A questo punto nero decide di far sopravvivere quella sua pietra, perché a questo punto della partita, se nero si facesse catturare questa pietra qui, darebbe la possibilità a bianco di connettersi con il suo gruppo forte lì in alto e quindi darebbe a bianco la possibilità di avere più voce in capitolo nel combattimento che di lì a poco si sarebbe sviluppato qui. Per cui questa mossa, che potrebbe sembrare uno spreco da un lato, ovvero spreco una mossa per salvarmi una sola pietra, in realtà ha dietro un disegno molto più importante. Bianco qui, naturalmente, non avendo più questa carta da giocarsi, deve cominciare a giocarsela in modo diverso. Per cui se ne va di là, mette in Atari questa pietra, nero decide di bloccare in questa posizione e bianco cattura. Nero a questo punto decide di bloccare definitivamente bianco all'interno di questo territorio, che vedete che se dovesse riuscire a mantenere il bianco senza occhi, tutto questo gruppo di bianco sarebbe naturalmente morto e questi sarebbero tantissimi punti per nero. Ritengo, poi la partita è andata avanti, ma personalmente ritengo che se Chochikong avesse perso tutte queste pietre qui, secondo me avrebbe dato il resign a questo punto della partita, perché potete vedere è quasi un quadrante intero tutto controllato da nero. Bianco va su, ma ormai è consapevole che nero
facendo questa mossa insente che costringe bianco a salvarsi perché è in Atari, può giocare questa mossa in Goté ed ecco che bianco è completamente isolato. Adesso l'unico scopo di bianco in questa sede è quella di riuscire a sopravvivere. E se provate a controllare voi stessi, bianco, per come stanno le cose adesso, un po' di difficoltà ce le ha, perché nero ha abbastanza influenza qui e anche la possibilità di giocare delle pietre che possano andare a ridurre sensibilmente lo spazio vitale per poter permettere a bianco di farsi due occhi. Diciamo che se bianco non fosse stato Cho Chi Kung, a mio avviso qui se la sarebbe vista veramente brutta. Qui bianco decide quindi di cominciare a crearsi dello spazio e di minacciare con questo anè questa pietra. È che è bellissimo vedere questa partita, come vi dicevo prima in premessa, ve l'ho linkata sotto in descrizione, vi consiglio di guardarla, soprattutto la fase che arriva a questo punto, perché durante la partita si vede l'inquadratura naturalmente del Goban visto dall'alto, un po' come state vedendo qui, e si vedono anche le due facce dei due giocatori. Ed è bellissimo perché sembra che a un certo punto Soyokoku qui non avesse un po' gettato la spugna, cioè avesse detto bah, secondo me qui ormai bianco vive, per cui fa una mossa esterna e viene a giocare la mossa in questa posizione qui. Cho Chi Kung evidentemente aveva intuito la stessa cosa, per cui comincia a rispondere a tono a quella mossa, però dopo questa mossa di Cho Chi Kung è bellissimo perché si vede che Soyokoku non è molto convinto di quello che sta succedendo qui. Sembra quasi che voglia dire ma secondo me ce la posso fare, secondo me posso uccidere le pietre di Cho Chi Kung, e continua a giocare di nuovo lì dentro con questa mossa qui. Al che qui si scatena una battaglia importantissima, per cui vedete bianco mette in Atari questa pietra di nero che si salva in quella posizione. Bianco naturalmente qui deve cominciare a correre ai ripari per potersi costruire degli occhi. Prendo questa pietra che è caduta. Vedete, nero viene qui perché venendo qui non dà la possibilità a bianco, vedete, di chiudersi e creare un occhio in quella posizione lì. E qui è evidente quindi che nero ha deciso di giocare tutto per tutto e togliere la possibilità a bianco di fare gli occhi, quindi di uccidere bianco. Bianco, questo è un bamboo joint, vedete, per cui questa posizione è una posizione in sente perché costringe bianco, se bianco vuole mantenere uniti i due gruppi, a rispondere, per cui adesso il sente è ancora nero. Nero che decide di giocare in questa posizione qui. Queste mosse che io sto facendo commentate molto veloci sono molto distanti l'una dall'altra. Pensate che tutti i 10 periodi di Byo-Yomi della partita se li sono praticamente mangiati, quasi tutti, in questa fase della partita. Allora è bellissimo vedere anche nella partita originale, che appunto potete vedere al link che vi ho lasciato sotto, vedere anche tutte le variazioni che io naturalmente non sto qui a farvi, che fanno i due commentatori, dove spiegano che se basta veramente un piccolo errore di valutazione da parte di uno o dell'altro, e può essere anche bianco che cattura nero, perché comunque nero adesso qui comincia ad avere poche libertà e si cominciano a creare delle capturing race dove chi ha quella libertà in meno perderà tutto il combattimento. Ecco quindi che qui la battaglia comincia a diventare feroce perché è tutto un voler togliersi le libertà. Vedete, qui bianco si crea comunque lo spazio, qui un occhio bianco sicuramente se l'è già fatto. Nero mette in Atari quelle due pietre di bianco che è costretto a difendere in questa posizione qui. Nero, vedete, mette in Atari in questa posizione, bianco cattura in questa posizione qui. Nero
mette in Atari, vedete, bianco deve salvare. Ma fermiamoci un secondo qui. Parlavamo prima di Capture and Erase, proviamo a contare le libertà. Quindi nero ne ha 1, 2, 3, 4 libertà, vedete, a questo gruppo qui. Bianco quante ne ha? Bianco ne ha 1, 2, 3 e 4 pure bianco. Ok, questo gruppo è separato da questi, ma si può considerare che sia un gruppo unico. Per cui, come se la giocheranno i nostri due amici? Nero prende vantaggio aggiungendo ben 2 libertà al suo gruppo, che bianco riesce a contrastare in questo modo, perché comunque bianco sta tenendo in scacco queste 2 pietre che, se morte, darebbero la possibilità a bianco di rinforzarsi automaticamente queste 3 pietre. Nero viene avanti in questa posizione, bianco naturalmente mette in Atari quelle 2 pietre lì, nero minaccia l'ingresso, vedete, questi 2 tagli coperti da questa pietra sono molto utili, soprattutto in combattimenti di questo tipo, perché nonostante questa sia una libertà per bianco che può essere ridotta, prima contavamo 4 per nero, 4 per bianco, però quella libertà, prima di essere, diciamo, tolta, deve essere rinforzata da un'ulteriore mossa, per cui per togliere quella libertà bisogna sprecare, tra virgolette, una mossa. E nero qui è costretto, quindi nero qui sta dichiarando di voler minacciare quel punto. Bianco a questo punto decide di catturare queste 2 pietre per rimanere forte in questa posizione. Vedete, ormai queste 3 pietre qui sono ferme e possono tranquillamente minacciare il gruppo di nero, che all'attuale ha 1, 2 e 3 libertà. Mentre bianco quante ne ha? 1, 2, 3 e 4, per cui verrebbe da dire che se bianco gioca le mosse come deve giocarle, probabilmente questa Capture and Race la vincerebbe bianco catturando queste pietre, e secondo me Soyokoku qui avrebbe potuto anche ritirarsi. Invece che succede? Soyokoku con questa mossa qui, vedete, toglie una libertà, e bianco, quindi Chochikung naturalmente continua imperterrito nel togliere la libertà. Adesso con questo Nakade, vedete, con questo Nakade bianco è costretto a difendersi, perché vedete mette in Atari tutto il gruppo, per cui bianco deve giocare qui, ed ecco che avviene quello che ci siamo detti all'inizio. Si viene a creare un Seki. Perché? Perché adesso toccherebbe bianco. Se bianco giocasse lì per mettere in Atari nero, bianco si metterebbe in Atari da solo e nero catturerebbe tutto. Analogamente, se nero mettesse bianco in Atari lì, vedete, si metterebbe in Atari da solo. Per cui questo è un Seki. Un Seki che è stato in realtà voluto quando entrambi si sono accorti che nessuno dei due sarebbe riuscito con successo a catturare il gruppo avversario. Allora, in realtà Soyokoku continuava imperterrito perché lo voleva catturare Chochikung, e bastava che Chochikung facesse un errore per venire catturato, per farsi catturare tutto il gruppo. Chochikung invece è stato abile, perché ha detto: posto che non riesco a catturarlo e posto che non voglio farmi catturare, cerco di portare la situazione in un Seki, perché in un Seki, per come stanno le regole giapponesi, a fine partita viene considerato una patta, per cui questi territori, per esempio questi 2 punti, vengono considerati, pur essendo dei punti circondati da nero rispettivamente e da bianco, vengono considerati dei damè, per cui a fine partita qui non è punto di nessuno. Allora, premesso che su questo quadrante non ha fatto punti nessuno, ad eccezione di nero in questa posizione qui, posto che nella posizione in alto bianco qui fa abbastanza punti, però per come è continuata la partita, e poi dopo ve la vedrete,
se avrete voglia naturalmente. La partita continua, si sviluppa tutto sul lato destro, vedete è perfettamente diviso in due Goban, è tutto riempito da questa parte qui, sfruttando questi vantaggi e anche questa influenza che Nero comunque è riuscito a fare in questa posizione, So Yokoku vincerà di ben 4 punti e mezzo contro Cho Chi Kung che in questo torneo ricopre comunque il titolo di Meiji in onorario, ed è un grandissimo giocatore. Magari in una prossima puntata di Ghost Styles potrei provare a spiegarvi un po' qual è il suo stile. Personaggio simpaticissimo Cho Chi Kung che si mette ad imprecare durante le partite quando scopre che sta facendo degli errori, e in questa partita qua impreca molte volte, è molto simpatico. Ecco quindi la ricerca del Seki, ok, quindi del mutual life, come lo dicono gli anglosassoni, la ricerca del Seki per salvare i capricavoli. Non ti posso catturare, non voglio che tu catturi me, facciamo un Seki, così almeno siamo pari e qui nessuno di due trae un vantaggio. Bene, questo è quanto. Allora spero che sia stato comprensibile ai più di voi che mi seguono. Posso magari un po' capire che effettivamente chi ha le primissime armi tutto questo concetto possa sembrare ancora un po' astruso, però intanto avete cominciato a metterci un piede dentro. Per chi avesse cominciato a seguirmi da poco e abbia cominciato a giocare da poco a Go, rinnovo l'invito a seguire i miei video sul corso base, dove vengono spiegate le regole e gli elementi più semplici del gioco. Per chi invece ha già le mani in pasta, ritengo che questa pillola possa essere un ulteriore spunto di riflessione da potersi giocare nel vero senso della parola durante le proprie partite. È un'ottima carta. Il Seki, quando viene ricercato ed ottenuto, può salvarci moltissimo le partite. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!